Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi vi riportiamo una notizia cruciale su Matias Olivera, il terzino italiano che ha vissuto momenti di ansia in seguito ad un infortunio durante la partita di Bergamo. Ma prima di iniziare, premi il pulsante mi piace se sei un vero napoletano. La distorsione al ginocchio sinistro ha lasciato tutti preoccupati e ora si attende con ansia l'esito della risonanza magnetica che verrà effettuata domani a Villa Stewart. SSC Napoli ha condiviso informazioni vitali attraverso il suo sito ufficiale. Questa distorsione al ginocchio di Olivera solleva interrogativi sull'impatto sulla sua partecipazione alle prossime partite cruciali per il Napoli. Il terzino è un giocatore fondamentale della squadra e la sua assenza può influenzare notevolmente la prestazione della squadra. La risonanza magnetica sarà decisiva per comprendere l'entità della lesione e definire i tempi di recupero. I fan attendono con impazienza notizie più dettagliate sullo stato di salute del giocatore. La nota ufficiale diffusa dalla SSC Napoli, inoltre, evidenzia la trasparenza del club nel condividere le informazioni sulla situazione di Olivera. Questa comunicazione diretta con i fan è fondamentale per mantenere la fiducia e il supporto della fanbase accanita, che ora è unita nella speranza per la pronta guarigione del giocatore. Insomma, il Napoli affronta un periodo di incertezza a causa dell'infortunio di Matias Olivera. L'attesa dei risultati della risonanza magnetica aggiunge uno strato di tensione alla situazione. Tuttavia, la trasparenza della SSC Napoli è encomiabile, mantenendo i tifosi informati sullo status del loro giocatore cruciale. Lascia qui il tuo commento per un buon recupero per il nostro terzino Matias Olivera. Attendiamo con ansia futuri aggiornamenti e auguriamo a Matias Olivera una pronta e completa guarigione. Forza Napoli sempre!